Buonasera a tutti, siamo qua col secondo video di questo lunedì sera 16 di dicembre per continuare l'approfondimento sugli accadimenti quello che sta accadendo nel mondo bancario. Quindi è un video che riguarda un po' tutti i risparmiatori, perché vedete continuano a dirci che le banche non falliranno, il sistema è sicuro. In realtà da quando è caduta Banca Etruria è stato un domino di banche che stanno continuando a cadere nell'arco degli anni. Ferrara, poi Vicenza, Veneto Banca, oggi siamo a Bari. Quindi, cari risparmiatori, stiamo facendo una serie di video che sono molto scomodi all'informazione, quella che conta, quella che va nei giornaloni, quella che va nei TG nazionali, quella che è sostenuta dalle banche, no? Stiamo facendo dei video molto scomodi che stanno andando nella nostra pagina noi che credevamo, e stanno andando tramite le vostre condivisioni, e vi ringrazio per chi ha il coraggio e la voglia di ascoltarci e di condividere. Oggi la riflessione va su questo, alcuni spunti ve li lascio aperti di riflessione con questo secondo video, perché vedete, sulla Popolare di Bari abbiamo fatto alcuni approfondimenti e ci sono alcuni intrecci che vi lascio per riflettere. Avrete sentito che c'è il salvataggio della Popolare di Bari attraverso qualche miliardo stanziato. Noi, ripeto, ridiamo la nostra piena solidarietà ai risparmiatori di Bari e ai possessori di quote della banca di Bari, perché crediamo che tutti debbano essere tutelati. Ci sono 70.000 famiglie in gioco, ricordiamolo, che non vogliamo che vengano azzerati, esattamente così come ha fatto la Germania qualche settimana fa con le sue banche. Ma appunto qualche spunto di riflessione dobbiamo darvelo su questo salvataggio, e ci sono alcune cose che sono curiose da capire, che si intrecciano. Sapete, il salvataggio da chi viene guidato? Viene guidata da una società che si chiama Medio Credito Centrale. Sapete chi è l'amministratore delegato di Medio Credito Centrale? È questo signore qui. Questo signore qua, il signor dottor Bernardo Mattarella, è l'amministratore delegato appunto di Mediocredito, il quale guiderà Mediocredito, il salvataggio, da quello che si legge e si capisce in queste ore, della Popolare di Bari. Il curriculum di questo dottore è molto pieno, molto corposo. Eccolo qua, ce lo siamo scaricati e abbiamo trovato qualcosa di interessante. Sapete, per chi ha lavorato dal 2000 al 2007 come consigliere delegato responsabile del Fondo Nuove Infrastrutture per Banca Nuova. Vi dice qualcosa Banca Nuova? Riflettiamo, sentiamo. Parlo soprattutto con i risparmiatori veneti, con quelli siciliani, con quelli baresi, con quelli emiliani. Banca Nuova faceva parte del gruppo Popolare di Vicenza, guidata dal cavalier Gianni Zonin. Eccolo qua. Bene, quindi il dottor Bernardo ha lavorato insieme col cavaliere e per il cavaliere. Ora, in queste ore, tramite il salvataggio, continuiamo a sentire il presidente Conte, il premier, che continua a dire su tutti i giornali, ecco qua, e la riflessione continua: Conte, non tuteleremo i banchieri. Bene, presidente, noi prendiamo le sue parole e le rispondiamo. Bene, il governo, però, il Parlamento, ha un organo fortissimo, se vuole usarlo, che è la Commissione parlamentare d'inchiesta banche, che sta stentando a partire, che è un organo fortissimo, per il quale, se ben gestita, se ben presieduta, riesce a fare chiarezza su una serie di situazioni molto ambigue, no? Quindi, se non volete tutelare i banchieri, mettete in piedi questa commissione, metteteci un presidente serio, capace e credibile, e non fate il teatrino che ha fatto prima il governo Conte con la stessa commissione banche, che poi ha raccolto dei documenti che ha voluto anche secretare, documenti che appartenevano ai risparmiatori che erano stati azzerati e che poi sono invece stati secretati a Roma, facendo un grave danno ai risparmiatori. Bene, presidente Conte, lei lo sa benissimo perché è una persona molto colta. Lei sa che questo strumento potrebbe essere uno strumento chiave per non tutelare i banchieri in malafede. Solo che da quando avete dichiarato con il Conte 1 di voler fare la commissione d'inchiesta banche, siamo arrivati al Conte 2 e ancora questa commissione non si è riunita. I tempi continuano a slittare. E perché i tempi continuano a slittare? Probabilmente perché non tutti siamo d'accordo. E chi è che non c'è d'accordo? Ma ad esempio qualche perplessità, eccola qua, lo ha posta il presidente Mattarella. Il presidente Mattarella
non più tardi di qualche mese fa, firmando per la legge sulla commissione, la creazione della commissione, seconda commissione parlamentare d'inchiesta, quella col governo del Conte 1, dichiara Parlamento sovrano, ma no a controllo del credito. Quindi il presidente Mattarella ha firmato per la commissione con qualche riserva. A parte che mi viene un piccolo appunto veloce col presidente Mattarella, caro presidente, Parlamento è sovrano ma no controllo del credito, io le leggo, eccolo qua, l'articolo 47 della Costituzione che dice la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme, disciplina, coordina, controlla l'esercizio del credito. Quindi c'è previsto un controllo dell'esercizio del credito, caro presidente. Chissà perché quello che lei ha detto non mi suona bene. Non mi suona bene perché non parla mai, non ha mai parlato di tutelare i risparmiatori che sono stati azzerati, non la sento parlare neanche in queste ore, eppure l'articolo 47 parla chiaro. Parla anche di disciplinare, coordinare e controllare l'esercizio del credito e dice qua no controllo del credito. Non lo so, comunque probabilmente a Roma, come dicevo, sulla commissione parlamentare d'inchiesta non siete tutti d'accordo. Ma voi adesso, giusto per farvi riflettere, e qui nasce lo spunto, sapete di chi è parente questo signore che si chiama Mattarella, che ha lavorato per questo banchiere che si chiama Zonin? È parente esattamente di questo signore che si chiama Mattarella. Ok? Bene, questo era giusto per darvi degli spunti di riflessione. Noi, caro Presidente Conte, siamo qui che aspettiamo una commissione seria e chiara, con un Presidente credibile di commissione, capace e serio, e non siamo disposti a farci prendere in giro. Lo diciamo a nome dei risparmiatori veneti, Veneto Banca, Popolare di Vicenza, Banca Etruria, Ferrara, Marche, Bari, lo diciamo a nome di tutti, serve una commissione seria. Intanto voi, che mi state seguendo, avete avuto gli spunti per fare i vostri ragionamenti, ok? Questi sono per il momento i dati che abbiamo in mano, stiamo a osservare cosa succede e buona riflessione. Se volete questo e altri video che stiamo per proporre, basta mettere like a questo video, condividerlo, se vi è piaciuto io vi ringrazio, se avete il coraggio di condividerlo io vi ringrazio, e di mettere like e condividere la nostra pagina. Grazie ancora e buona serata.